Ciao a tutti carissimi, siamo sabato 12 marzo, sì, corretto, e sono in partenza. Come al solito sto aspettando il mio amico Michael e oggi c'è anche Lorenzo, che avete già visto al Monte Cimone. Oggi la meta, anzi oggi li porterò al Monte Fior, che non hanno mai visto. Tanto oggi la giornata parte bene, prima era anche mezza nuvolosa, adesso si è completamente aperta, molto bene. Ecco ragazzi, siamo arrivati e come vi avevo promesso qua c'è il Lore. Ciao a tutti, Qua c'è il solito Mike. E adesso partiamo all'avventura. Bellissimi i tipi che devono andare che sono dentro. Non finiscono neanche sparare. Comunque sono va a Resi, ho fatto la mia cognac. Già perché io mandavo in Svizzera. E beh, è la classica macchina elettrica secondo me. Non scherzo. Che giornata ragazzi. Vai Mike. Guardate dove ho portato oggi ragazzi. Che panorama. Con la neve anche stavolta, l'altra volta non c'era niente ancora. Allora dunque ragazzi, sono un'ora e 20 di cammino, mi dicono i tosi qua. Abbiamo fatto 550 metri di dislivello circa e niente, adesso pausa pranzo. E guarda ragazzi, adesso qua posto prescelto per la pausa pranzo, al caldo. Dici che era 90 kg? Il becco. Bene ragazzi, pausa pranzo fatta, abbiamo ricaricato le batterie fisiche e adesso ci rimettiamo in moto verso Montefiore e Monte Castelgomberto. Aspetta. Perché sono tutta nera cazzo che costano lì, in effetti. Eccoci qua ragazzi, arrivati alla sommità di Melete 2000. Niente. E qua i tosi che godono del panorama. Non si becco anche il Lore. Eccolo là. Buono. Mannaggia ragazzi, il Lore è sprofondato. Vedo questa roba qua. Mamma mia ragazzi, già quasi un metro. Sì. Grande! No? Ragazzi, siamo a Magas la Peu e adesso in un'ora arriveremo a un'ora. Mi sa che sarà anche di più, ma avanti. Ecco ragazzi, stiamo entrando nella città di Roccia vera e propria e sorpresa, qui stanotte ha nevicato ieri e gli albi sono parzialmente bianchi. Poi avanti che i cosi lì sotto poi Ecco qua ragazzi, siamo arrivati a destinazione Montefiore. Signori, siamo arrivati. Ecco qua, portati i ragazzi a 1824.
Ecco ragazzi, dopo una breve sortita qui a 1824 siamo tutti bei riposati e adesso ci rimettiamo in moto perché la discesa sarà peggio che la salita e niente, a dopo. Siamo saliti. Guarda la S di Salazar. Ah, comunque ragazzi, neanche stavolta sono riuscito ad andare al Monte Castelgomberto, è proprio sfortunato sto monte. Bellissimo ragazzi, stupendo. Praticamente 3 giornate perché il ghiaccio proprio è gravato. Argenti ed escursioni innovate. Sappiamo già perché non volevo far Bene ragazzi, qui siamo arrivati al sentiero ufficiale CAI dopo tanto fuori pista e niente, proseguiamo, adesso lo facciamo più semplice. La super postazione della pausa pranzo che adesso salutiamo e diciamo alla prossima e avanti per la retta via. Sentio. Ecco carissimi, noi siamo arrivati alla macchina dopo lunghe peripezie. Vedete ormai il sole è un lontano ricordo. Oh, ragazzi, provo a fare un video con le mani gelate, non so, spero venga fuori qualcosa di decente. E qui noi vi salutiamo, qui c'è Michael che sta combattendo con le scarpe. E mi cerco di inquadrare. Sono già salvo. Siamo tutti mezzi ibernati e quindi adesso via che si riparte e ci vediamo alla prossima. Ciao.